un momento fondamentale, un momento importantissimo per il volontariato, perché ci dà la possibilità di entrare nelle scuole e di far immaginare un volontariato capace di divenire funzione sociale, di divenire pensiero sociale. Un obiettivo ambizioso, quello di Volontari Insieme, che al Liceo Canova di Treviso ha coinvolto un centinaio di studenti in vere e proprie lezioni di volontariato contro marginalità, disagio giovanile, vecchi e nuovi problemi. In aula sono così entrati gli esponenti del terzo settore trevigiano, da Don Giovanni Kirchner, parroco di Santa Maria del Sile, ad Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari. Bordignon che si è concentrato sui temi del lavoro e della famiglia. Farlo, cominciare a ragionarci, a metterci la testa quando si è alle scuole superiori è il momento più propizio. Io penso che questo sia un grande investimento della scuola, del mondo del volontariato e del paese, perché i giovani sono la vera risorsa per il presente e per il futuro. Creare consapevolezza per le sfide del futuro, questo è l'impegno comune di volontari e scuola. Crediamo fermamente appunto che questo aspetto che attiene poi ai valori della solidarietà chiaramente aiuti a superare quell'individualismo che oggi così è diffuso nella nostra società e che in qualche modo può anche limitare un certo tipo di sviluppo. Ecco. In altre parole, la necessità di un nuovo sfondo valoriale, con i volontari che dopo le elezioni ne sono usciti rinfrancati. Ragazzi che sentono l'esigenza di passare da una società individuale, una società che pensa alla competizione, che pensa esclusivamente alla tecnologia, hanno necessità di diventare persone, di inserirsi nel sociale, nelle problematiche sociali e di capire il mondo che stanno vivendo.